Filippo Tortu in Sardegna per le premiazioni Ussi, insomma un legame speciale, tu lo rivendichi, ci spieghi questa voglia anche di far sapere a tutti, perché molti capiscono, un ragazzo cresciuto fuori, però tu ci tieni tantissimo a dire sono anche sardo. No, sono soprattutto sardo. Sicuramente forse il fatto proprio che non sono nato qui e sono sempre stato lontano dalla Sardegna forse ha rafforzato ancora di più questo legame che lega me e mio padre che è di Tempio Pausania, poi da quest'anno anch'io sono cittadino di Tempio e quindi lo ribadisco con molto orgoglio. Una stagione per te straordinaria, poi c'è stato quel momento complicato, da lì si riparte, cosa ti ha insegnato diciamo, il fatto che non sia stata una stagione perfetta in tutto e per tutto? Ma no, guarda, sinceramente sono molto molto soddisfatto. Poi secondo me la stagione perfetta non esiste, quindi c'è sempre qualcosa che si può migliorare e non vedo l'ora dell'anno prossimo, della prossima stagione, di correre anche i 200 metri. Quindi l'essere sardo nasce appunto dalla tua infanzia, poi adesso ci vieni spesso, insomma perché appunto senti questo legame così forte? Ripeto, non è usuale perché anche recentemente altri sportivi, magari col padre, il nonno sardo, hanno detto no, no, io mi sento appunto brianzolo oppure di altre regioni. No, sicuramente c'è anche qualcosa di Brianzolo, se no mia mamma e mia nonna mi fanno fuori. Però, come ho detto, è un legame che sento sin da quando sono piccolo, sia io che mio fratello, tant'è che l'ho tatuata qui sul fianco e ogni volta che torno mi sento come se tornassi, anzi non se tornassi, se arrivassi a casa. Un messaggio chiaro a quelli che dicono no, lo fa soltanto per farsi bello con noi sardi. No, no, non è sicuramente così, non c'è bisogno. Grazie mille.